Carmelina Guarneri, un grande successo per i colori dell'universo. Sì, effettivamente ci sono i nostri amici, i nostri agrigentini, ma anche molti empedoclini, ho visto che sono stati vicini a noi, che hanno voluto vedere i miei quadri, le mie tele e sono stati entusiasti e di questo ne sono contenta. Cosa ha portato in questa mostra Carmelina Guarneri? Beh, i colori dell'universo appunto, e le mie tele hanno dei colori un po' particolari e nascono proprio dal cuore, sono emozioni che io provo e che io trasfondo sulle tele e noi possiamo vedere nelle mie tele dei colori contrapposti, vediamo il nero così come possiamo accanto al nero vediamo il luccichio dell'oro, il giallo ma anche il bianco, ecco, e da questo nasce per me la perfezione. Abbiamo parlato di astrattismo, l'astrattismo di Carmelina Guarneri, ma anche l'astrattismo della grande scuola del Kandinsky. Abbiamo fatto un viaggio, abbiamo parlato di questa rivoluzione del colore, della rottura che c'è stata con il passato, della teoria dei colori, della spiritualità. Abbiamo fatto un viaggio in quello che è il cuore di questa pittura e di quello dell'artista. Il perché ci piace così tanto l'arte astratta? Per i caratteri sinestetici, psicologici, perché si tratta di una pittura psicologica. Abbiamo cercato di spiegare bene questi concetti che magari a primo acchito ci possono dire di un'arte semplice, ma che contiene veramente tante cose più profonde e tanti rimandi anche alla grande storia dell'arte. Sono state ricordate e analizzate le ascendenze culturali, ovviamente pittoriche ma non solo, ma anche letterarie ma anche musicali, che sono richiamate e sono evocate fortemente dall'opera di Carmelina Guarneri. Avendo visitato la mostra posso confermare questa sensazione a partire appunto da questo senso di profondità che fa ricordare i versi di Leopardi, ci si trova davanti appunto all'infinito. Bellissimo. Sindaco, con i colori dell'universo si conclude un percorso che è stato di grande successo delle manifestazioni natalizie del Comune di Porto Empedocle. Sì, per la verità ancora con le scuole dobbiamo fare la premiazione dei bambini e faremo il regalo più gradito che ci è stato fatto, che è la consegna dei libri di Andrea Camilleri che ci ha donato direttamente la Sellerio, la casa editrice Sellerio, quindi anche quello sarà un bellissimo momento, però questo come evento effettivamente è un po' di chiusura, ma siccome si parla proprio di universo, di apertura, di questa girandola di sensazioni, evidentemente noi continueremo sempre nelle attività che hanno come oggetto la cultura, lo sviluppo di questo paese in tutte le sue dimensioni, riguardante la letteratura, il turismo, tutto. È una mostra che si inserisce in maniera autorevole e direi assai originale nel panorama delle arti visive agrigentine. Carmelina Guarneri, che è nota a tutta la città per le sue mansioni come vice prefetto di Agrigento, che ha saputo rappresentare degnamente, sempre con grande interesse verso le iniziative culturali che si svolgevano ad Agrigento, ha in qualche modo ritessuto una sua seconda giovinezza attraverso le opere d'arte, opere che sono state sempre una sorta di vizio privato, creativo, e che invece adesso cominciano ad essere socializzate fra tutta la cittadinanza. La mostra di questa sera dimostra che questo percorso ha origini antiche, ha delle risonanze di natura filosofica estremamente interessanti e soprattutto richiama il rapporto fra la finitudine dell'essere umano che si interroga sull'infinito del cosmo. Questo cosmo che viene declinato attraverso una tavolozza cromatica estremamente interessante, fatta di contrapposizioni e anche di punti di fuga, e che credo possa in qualche modo anche dire sotto il profilo psicologico quelle che sono le tensioni di Carmelina Guarneri. Tensioni che ovviamente noi come spettatori dobbiamo fare proprie nell'idea che la bellezza, che è sempre e soprattutto un'idea di armonizzazione fra opposti, possa governare il mondo e possa certamente renderlo anche attraverso l'arte un posto migliore dove poter vivere.